Qui non c'è più tanto tempo, vediamo. Pronto? 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 Sì! Finocchi? Chi è che parla? Pronto? Finocchi? No! Come no? Finocchi. Finocchi! Richiamiamo questa signora così simpatica, con questa bella voce squillante. No, sì. Sì, insomma, squillante. Sì. Beh. Questa località Maggiorino vicino al Colle di Moscona, però è bella. Pronto? Pronta? Cetrioli? Chi cerca lei? Cetrioli? No! Come no? Ma lei si sbaglia, qui è Barbera! Sì, è champagne. Pronta? È champagne. Sì, Barbera, champagne. Come? Era simpatica questa signora. Bisogna richiamarla, no, bisogna richiamarla, dai, si richiama, dai, e come no? Ehi! Va. Sì, appunto. Dai. Ehi, finisce più questo numero. Ecco. Ecco, signora. Pronto? Puttane? Puttane. Cornuto becco! Te tutta la tua razza! Hai capito? Finocchi! Finocchio! No, ho detto prima io! Te sei tutto, te tutta la tua razza! Hai capito? Disgraziato! Melanzana! Che c'entra Melanzana? È simpatico questo, va richiamato, sì. Ma io non intendevo riferirmi a loro, come sempre, sono parole in libertà. E queste parole innescano delle reazioni, no? Io vorrei fare il giochino delle attinenze, ma qualche attinenza l'ha trovata, senz'altro. Se l'ha trovata. Sì. Sì. Niente, Non c'è nessuno qui, non è uscito di casa. Cioè, è sempre lui, ma non risponde. Non risponde. Sì? Signora? Pronto? Pronto? Disgraziato, vattene! Disgraziato! Senti là, Io disgraziato. Ma questi... Pronto? Gambe torte? Gambe torte? Pronto? Chi parla? Scusi, pronto? Sì, pronto. Gambe torte? No, ha sbagliato numero. Perché lei ce l'ha diritte? Sì. Ma chi gliel'ha detto? Io. Ginocchia a punta? Sì. Sì. Signora? Sì. C'è rotto? Ha sbagliato numero. Ma non me l'ha rotto. Pronto? Attilio c'è? C'è Attilio? Attilio è morto da 14 anni. E cazzo, scusi l'esclamazione, non è l'Attilio che volevo io, signora, allora. Io volevo un Attilio vivo, mica un Attilio morto. Per lei si è sbagliato. Sì, però signora, levatelo dall'elenco, voglio dire, no, abbi pazienza. No, io con morti non ci voglio parlare, cioè all'infuori di qualche seduta spiritica a volte, Bellino, questo si chiama, dai, fammi fare un'altra telefonatina, si chiama come un fiume. Si chiama come un fiume, Vabbè, si chiama Isonzo, Io non vorrei far rime. No, dai, rime no, senza rime. Pronto Tevere? Come? Tevere? No, ha sbagliato numero. Arno? No. Aspetti, Adda? Adige? Scusi, cosa sta cercando? Isonzo! Isonzo, sì. Mi scusi, avevo sbagliato fiume. Mi passa Isonzo, per favore? Ma c'ha da dire qualche battuta? No, che battuta, era così per scherzare. Per scherzare? Chi è, scusi? Sono un amico di Isonzo. È un amico di Isonzo, sì. allora tutto va bene, glielo passo. Sono Tanaro. Sta ripetendo tutto quello che le ho detto.
te briada. Pronto? Pronto, Isonzo? Oh, Oh, come va? chi sei? Tanaro. Oh, Tanaro! No, Come no? come Tanaro? Come Tanaro? Cos'è? Prima fai Tanaro e poi no. Sì, sta bianca se non sento. Isonzo. Dimmi. Son Tanaro. come- Chi sei? Come sono? Oh, non ti ricordi di me? Oh, madonna mia. Allora c'ho un'amnesia, senti. Ma Dio mio, siamo, come dire, siamo molto simili noi, eh? Sì? Te, Isonzo, io Tanaro, ti ricordi si scherzava sempre, ci abbiamo i nomi di fiumi? Isonzolo è un fiume, no? Sì. E Tanaro anche. E allora tutti ci dicevano, avete i due fiumi? Ma chi è l'affluente, ci dicevano fra voi? Oh, madonna. Ci prendevano in giro, ad esempio, la scuola, Isonzo. Per la scuola? Della scuola! Sei stata a scuola te? Sì. Sei Isonzo e dico io, dove sei stata a scuola? Ma io sono stato 55 anni fa a Sì. Caldana. A Caldana, appunto. E anch'io a quell'epoca a Caldana. E ci prendevano in giro perché te Isonzo, io Tanaro. Sono Ho due capito. fiumi. Ora senti, io probabilmente ho un'amnesia, ma io non mi ricordo mica niente davvero. No? Oh, madonna Oh, mia. mi dispiace perché io dopo tanti anni ho detto, ma telefoniamo a Isonzo, ho cercato sull'elenco, ho trovato. Ma è vecchio Isonzo, vecchio, insomma, ormai insomma, abbiamo una certa età, non mica Sì, siamo più certo, bambini, ma te da dove chiami? Di dove Io sei? non a Firenze, ora sto a Firenze. Ah, ora stai a Firenze? Sì, sto a Firenze, tanti anni, ho preso proprio anche il modo di Madonna, parlare. Ma lo sai, allora io sono vecchiato davvero. Lo sai che io non ti ricordi? mi viene in mente veramente questo discorso. Ma te eri in Caldana, In Caldana, e come no? Oh, santa madonna, e di chi eri figliolo, nipote, ne so. Rammentami un po' familiari, se non mi ricordo mica niente davvero. Oh, Beppe, mio padre si chiamava, ormai è morto, Beppe, Giuseppe, E il cognome? Firulunni, Firulunni, Cirulunni? no, Firulunni. 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 Senti, io guarda, Me lo a me scrivo, io sono se no me lo dispiaciuto, ma in un modo Firulunni. spaventoso, perché io non riesco a focalizzare. Ma non ti preoccupare, non è mica grave, non è grave. Anch'io per tanti anni non ci ho pensato a te, poi ho cominciato a ricercare vecchi compagni di scuola, quelli là Certo. Aldana, sai, mi ricordo tante cose, so, anche a te ti ricorderà qualcosa, qualche sprazzo ogni tanto ci arriva, ti ricordo, no? Come no? Sì, magari hai perso un po'. Ora, Isonzo, Tanaro, Firulunni, non ti ricordi, eh? No, proprio il cognome Firulunni, ma sì, in paese Firulunni. in Caldana Firulunni. Firulunni, Oh, Firulunni è un nome delle nostre parti, Isonzo. Ho capito. È abbastanza, è pieno di Firulunni, lo sapevi? ho capito. È pieno di Firulunni qua, Firulunni là. Infatti ci dicevano, ecco qua, tutti gli alunni, c'è compreso Firulunni. Così, erano altri tempi, no? Ci si divertiva con poco, ci si divertiva con poco allora, eh? Certo, Giochi di parole, certo. cose così, oggi i ragazzi si divertono diversamente, eh? Certo. Caro Isonzo. certo. Comunque siamo due tipi abbastanza bagnati. Sono due fumi, sì, hai ragione. Te la fai addosso, no, Ho capito. Non te ho la fai capito. addosso, Isonzo? No. No, appunto, non siamo mica bagnati in quel senso, vero? No, per carità, come ci nomi, mancherebbe. come fiumi. Almeno per il momento no. Poi io, come dire, mi bagno sempre di una certa cosa che fa piacere bagnarsi di quella cosa lì. Sì. Lo sperma, anche te? Sì, Come va? insomma, Va bene? insomma. Insomma, Complimenti, Isonzo. Senti, un giorno verrò a trovarti, se capito dalle tue parti, cercherò di, forse se mi vedi, oddio, siamo cambiati, chissà. Penso proprio di sì, ma che siamo se- cambiati, perché ora io almeno 62 anni. 60, io lo stesso. E se si torna su quei discorsi, oppure anche così sulle stesse zone, Caldana, mamma mia. Un giorno ti venga a trovare, si fa un giro, Ti venga a prendere, si fa un giro dei ricordi, una rimpatriata, Va bene, Che c'ho va anche bene. altri. Io ti saluto e ti ringrazio. C'ho anche altri amici, compagni di scuola. Ho capito. Sì, veramente, Ho guarda. capito, te ora abiti a Firenze, eh? Sì. Eh. Ti ricordi quel sardo, no? Sì, Il Flumendosa. sì. Ti ricordi? Sì, Ah, sì. bravo, vedi. Qualcosa ora piano piano ci arriva. Lo vedi. Sì. E poi quello grasso, quello grasso. Sì, Trasimeno. sì. Era ti ricordi Trasimeno? Grasso, Sì, largo. sì. Sì. Beh, Isonzo, Ti saluto mi e fa ti piacere ringrazio. che qualche ricordo tu l'abbia avuto. Sì. Casomai se vengo ti porto anche un par di donne,
Perché io me la passo ancora bene, Isonzo, me la passo e me la ripasso, eh? Va bene, Isonzo? Ciao, stammi bene. Ciao, è stata un'alluvione più che altro. In ogni caso... Pronto? Pronto, cazzi sudici? Cazzi sudici? No, ho sbagliato. Che invece com'è? Com'è, cazzi puliti? No. Cazzi... No, mi scusi, è cazzi amari? No. Cazzi acidi? No, ho sbagliato. Ma come ho sbagliato? Mi scusi, signora, allora non mi prenda in giro, l'ho detto tutte. Scusi, fava caciosa? Se ne dico di no qui a Casallegri. Ma lei è fava caciosa? No, Lei non è fava caciosa? Suo marito? è Allegri. Sì, è beato lui, ma è fava caciosa suo marito? Se ne dico Allegri non è fava casosa. Ma abbia pazienza, ma la Boia, ma è proprio duro, sì, duro certe volte, ma la fava ce l'ha caciosa o no suo marito? Ce l'avrà lei tutto sulla stazza sua. Ecco fatto, e con questa bella benedizione finale credo che sia arrivato il momento di dare il saluto ai nostri interlocutori di oggi, brave persone. Pronto? Pronto, mestruazioni? No? 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 Allora, orchite? No? Fava rotta? Ma che parla? Ma abbia pazienza, mi scusi, No, io voglio essere sincero fino in fondo. Lei c'ha la fava caciosa o no? Sì? Oh, lo dica, allora è proprio lei che cercavo. Allora porti alla sua moglie. No, io so un caseificio, mi interessa molto, ecco, io mi interesso di fave caciose. Facciamo il cacio fava. Cacio fava. No, si richiama insomma, perché mi piace una bella voce stentorea, Ma che voce? Ma guarda un po'. Ma. Certo passare dai frate alle fave, insomma, vero. Però fratellino è bravo, è buono, buono. No, non è cattivo, non dà la battutaccia cattiva, sa parte un po' di mestruazioni. Pronto? Pronto? Sì? Ah, signora? Sì? Mi scusi, stavo parlando con suo marito prima, ma mi ha sbattuto il telefono in faccia, non so perché. Ma chi è che parla? No, appunto, siccome suo marito mi ha detto che c'ha la fava caciosa, e lei dovrebbe saperlo, insomma. Invece Senta, lei sa cosa c'ha cacioso il cervello? No, signora. Ma mi sbattuto dica un po' chi è? Allora, io ho un caseificio. Allora, le dico, signora, non gliela pulisca con la lingua la fava caciosa. La lasci perché noi veniamo a rastrellare il tutto e per fare il cacio fava, che è una nostra Lei è un specialità. cretino. No, io sono un sono un caseario. Sua moglie. Ma che c'entra lei? Scusi, abbia pazienza, ma parliamoci. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Chi è? Chi è? Chi è personalmente? Mi chiamo Iori Bufalini. Sì, ecco, come ti chiami? Iori Bufalini. Vieri? Pronto? Ah, pronto signora? Sì, dica. C'è Riccardo? Non è ancora arrivato, sta a momenti. Sta a Di momenti. solito arriva alle 10. In questo momento sta a momenti? A momenti, se mi dice chi è, se la posso far richiamare. Sono fava caciosa, signora. Come? Fava caciosa. Ma lui il numero di telefono? No, sì, lui lo sa di me. Volevo sapere se anche lui. Ah, Lei mi sa rispondere, anche lui? come anche lui? No, le ho detto, volevo sapere se anche lui. Signora? Sì, Ma- pronto, ma scusi, mi ha abbi capito? pazienza, c'ho bambini. Ma lei non mi capisce, io parlo chiaramente e lei non mi capisce. Scusa, Mi io, dica, ho detto, sì. io sono fava caciosa. Sì, Dai. ascolti, io lo Ecco. posso far richiamare? Sì, le do il numero? Sì. Ecco, scriva signora, scriva. Sì, sì. Ecco. Mi dica. Allora, 111 Sì? 111. 6-1? Sì, prefisso 11. Ecco, scriva fava caciosa, tutto Sì. attaccato. Scriva. Vada, tanto. Può ripetere? Allora, fava cagiosa. No, cagiosa è... Cagioso. Caciosa con la C, caciosa. Cacioso. Fava caciosa. Va bene, Tutto attaccato. sì. Il numero? Fava caciosa. Fava caciosa, sì. Numero? Allora, 1-1, Sì. poi 1-1. Aspetti, me lo ridica un po'. Ecco, 111, 111, prefisso 11.
Allora, prefisso 1-1, solo 2 uni. Sì, che va messo prima, sì, solo 2 uni. Poi? E poi 4 uni? No. No, scusi, Ma ripeto. tutti questi uni mi fa confondere. Scusi, se ho questo numero non ci posso fare niente. Il primo numero... Allora, 1-1 è prefisso. Sì, 1-1 è prefisso che va messo prima, mi raccomando. Poi? Va bene, poi? 1-1-1-1-1-1. Allora, 1-1-1, Sì. 1-1-1. Allora, 1-1 prefisso. Sì. Poi 1-1-1-1. No, signora. Oddio, Scusi. allora... Vedi, tutte le volte mi tocca sempre spiegare alle persone perché purtroppo... allora, 1-1-1. Sì, 3 uni allora. No, aspetti, 1-1-1. 1-1. Allora, prefisso... 1-1. Poi il numero Guardi, scappa da ridere, signora, l'abbiamo Sì, alzata. anche a me, perché guarda, mi era mai capitato una cosa del genere. Ma tutte le volte a me mi fanno una testa così perché non riescono a capire il mio numero. Allora previsto 1-1 si è detto. Sì. Il numero? 1-1-1. Sì. 1-1-1. Brava signora, finalmente. Allora faceva prima a dimmi 6-1. No, 8. 8 col prefisso. Lo vedi, ma si ricordi il prefisso di farlo prima. Diamine, Allora. ma quello senz'altro, però se mi diceva subito 8 uni era subito l'ideale. Sì, ma uno scrive 8 e poi scrive gli uni, purtroppo. No, vedi, no. vedi. Allora, come mi chiamo io? Allora, fava cacioso. Fava, no, caciosa. Ho fatto male là. Sì, ha fatto male là. Fava caciosa. Va bene. 1-1-1-1-1-1-1. Mi faccia chiamare appena torna, va bene? Sì, aspetti un attimo, guardo, sento una macchina, mi sembra. che Potrebbe essere lui. Aspetti un attimo. Sì. Madonna, è un numero incredibile questo, eh? Mi fa ridere solamente a pensarci. No, mi dispiace. Non era è- lui. No. Signora, mi faccia chiamare. Gli Comunque, dica a comunque... tutte- cioè, se non la disturba mica. No, quando vuole. Gli dica pure che comunque è per quelle due. È per quelle due. Va bene. Che io ho telefonato per quelle due di stasera. Va bene. Va bene? Senz'altro, arrivederci. Arrivederla, signora. Buongiorno. Cosa avrà capito? 1-1-1-1-1-1. Mi raccomando, è prefisso 1-1. Prima! Se no, non casino. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete